scuola. L'Italia maglia nera nella spesa per l'istruzione. Non mi ricordo chi l'ha detto, ma si dice, no, che un paese che non investe nella scuola e nei giovani è un paese destinato a non avere futuro. Dicevamo prima di andare in pubblicità, no? Allora c'è questa fuga, purtroppo la fuga dei cervelli è un fenomeno che non si è arrestato, anzi è cresciuto ulteriormente. Dovremmo avere una grafica, eccolo qua, sempre del centro studi di Confindustria. Questo è l'andamento tra il 2008 e il 2015. Abbiamo, come dire, è stato calcolato il valore, diciamo, perso in questa migrazione, che viene valutato in 14 miliardi di euro, ma secondo noi è superiore a questa cifra. In pratica si è passati dai 21.000 immigrati under 40 del 2008 ai 51.000 del 2015. Ecco, il centro studi di Confindustria tiene in considerazione che la spesa familiare per la crescita e l'educazione del figlio dalla nascita ai 25 anni possa essere stimata in 165.000 euro. Professor Casen, è sottostimata questa cifra, non calcola tutto? Questa è la cifra che viene calcolata, quanto mi è costato mantenere un figlio a scuola. Ma il danno che crea una migrazione di questo tipo di cervelli è molto più grande, perché io perdo un tesoro, ho investito in una determinata cosa, al momento in cui questo giovane è maturo per poter essersi inserito nella società e eventualmente creare benessere, ricchezza a sua volta, essere a sua volta per esempio un consumatore, quindi avrà bisogno anche lui, improvvisamente se ne va e tutto questo beneficio va a finire in un'altra nazione. Allora questo non viene calcolato. Cioè è come se, non so, io investissi in buoni del tesoro e poi mi vengono sottratti al prezzo che io li ho pagati. No, se sono buoni del tesoro che mi rendono, voglio anche la rendita. Quanto è la rendita di un giovane che si laurea o che si diploma e che poi viene inserito nella società e che costruisce una famiglia, che costruisce una tradizione, che porta con sé tutta una serie di valori che ha cresciuto, è riuscito ad accumulare durante la sua crescita. Questo non viene calcolato ed è enorme, molto di più del costo banale del libro che ho comprato, piuttosto che della spesa scolastica o della spesa per l'istruzione. Ecco, Fabris, il fenomeno non si arresta? No, non si arresta purtroppo. Perché la crisi non è finita, la crisi era già cominciata prima che iniziasse questa crisi ufficiale dal 2008 in avanti, nel senso che noi facevamo già fatica a inserire alcune categorie dei nostri giovani nella società dopo aver studiato tanto. Noi continuiamo a perdere molto più di quello che c'è scritto lì, per ovvi motivi. Questa è la spesa delle famiglie, ma tanto per fare dei conti approssimativi, su 100 del bilancio dell'Università di Padova solo 20%, quindi 20 su 100 è tasse. Certo che le famiglie spendono anche per mantenere i figli fuori sede, tutte quante queste cose qui, ma mangiare dovevano mangiare lo stesso anche a casa, quindi voglio dire, se si parla proprio di esborso per la scuola, si tratta di almeno, se valgono le proporzioni, 5 volte tanto quello che tirano fuori le famiglie dal punto di vista delle tasse. Quindi quello lì, il quantum di per sé non è che sia un problema, è che è un fenomeno in crescita, è un fenomeno, è un sentimento che hanno i giovani, cioè ecco, qui non mi vogliono, qui non mi apprezzano, vado all'estero. E cosa vanno a fare all'estero? Lei ha qualche dato? Sì. I nostri giovani che vanno all'estero sono ultra blanditi, cioè hanno posizioni di tutto rispetto. Posizioni nell'università, nella ricerca, nelle professioni, nelle altre professioni, quindi
oltre che quindi sono settori dove qua evidentemente non trova tradizionale che comunque c'è sempre stata, perché se non c'è lavoro da qualche parte te lo trovi, ma qui si parla di investimenti in istruzione che poi vengono trasferiti altrove. Questa qui è in crescita. Alma Laurea diceva qualche tempo fa che era il 5% dei laureati, secondo me siamo già al 7-8% dei laureati, 7-8% dei nostri laureati, ed è talvolta crema dei laureati, perché si tratta di laureati che quando vanno all'estero occupano sempre grandi posizioni. La nostra scuola è una buona scuola, malgrado i dati delle indagini che evidentemente hanno una buona scuola, perché prepara, altrimenti non si riprenderebbero all'estero per posizioni così importanti e vuol dire, a parità di pagamento resterebbero in Italia per vari motivi di natura affettiva. Se invece vanno all'estero, chiaramente lì hanno dei modi di essere compensati sul piano economico che sono nettamente superiori, ma nettamente. Le nostre imprese, e questo è un altro grande problema, non sono ancora in grado di tirar fuori i livelli di stipendio che possono permettersi le fabbriche tedesche o francesi o inglesi. Sentiamo l'imprenditore cosa dice Polino. Allora, una mia impresa analoga alla mia in Germania paga un tecnico specializzato gli dà 3.500 euro. Fermo, però bisogna anche dire però che sono tutti contratti libero professionali che assumono questi ragazzi, perché non è oro tutto quello che luccica o quello che ci dicono, però è anche vero che questi ragazzi, finito la scuola, sono anche già preparati, per cui in tanti settori finiscono o la scuola, la facoltà tecnica, l'università, hanno già una parte di professionalità che all'azienda, allora io sì posso permettere di dire gli do 2.000 euro al mese a questo ragazzo, perché so che già una parte di preparazione ce l'ha, dopo l'azienda lo formerà. Ma se io devo assumere un ingegnere, io ne ho 2 in azienda, 3, che entrano in azienda e devo io preoccuparmi di formarlo, allora dico che insomma non riesci a dargli un quantum, quello che sarebbe giusto per l'istruzione che ha ricevuto e che gli è stata impartita. Allora bisogna cambiare non la scuola italiana, che secondo me ha tanti pregi, ma l'università dovrebbe un attimino rivedere quelli che sono i crismi e le collaborazioni con le aziende per far sì che ci potesse essere maggiore integrazione. Io parlo della Spagna, hanno un'integrazione veramente e non è che siano sulla Luna, sulle stelle rispetto a noi, anzi, però hanno un'integrazione con le aziende, con quelle poche aziende che hanno, che è molto forte. Allora dovremmo farlo anche noi in Italia, però si parla tanto, noi italiani parliamo tanto. Questo per quanto riguarda i quadri, mentre invece per i lavori un pochino più di base, tipo il metalmeccanico, i giovani italiani, leggevo che c'è anche chi si è presentato, ha detto ma io vado spesso fuori la sera, la mattina alle 8 non so se riesco a essere qua in azienda, c'è anche questo problema degli italiani. Anche questo è vero, ma è capitato anche a me di recente in agosto, quando volevo andare a lavorare a 2 o 3 ragazzini di 18 anni, sono appena fatta la maturità, no, questi 3 mesi non lavoriamo, ci pensiamo a settembre. Però non c'è abbastanza fame, però su questa storia che la scuola non prepara ed è per quello che i giovani vanno all'estero, c'è un salto logico, perché vanno all'estero li apprezzano. Tanti vanno a fare l'università anche all'estero, perché qua, lei professore di iniziare che non c'è il numero chiuso, ma quando ci troviamo... Pochissimi numeri chiusi, ogni tanto c'è qualcuno che si inventa un numero chiuso in più, ma il giorno dopo viene sconfessato, ma voglio dire, uno si iscrive a ingegneria, non c'è mica il numero chiuso, si iscrive a lettere, non c'è mica il numero chiuso, si iscrive a statistica, non c'è il numero chiuso, si iscrive a farmacia, non c'è il numero chiuso, voglio dire, ci sono alcuni numeri chiusi per alcune professioni, basta, no? Pochissime. Non mandiamo via nessuno, non è quello il problema. Non credo che sia un problema di numeri, cioè di gente che viene scoraggiata da frequentare l'università, anzi. Zanoni, come possiamo rispondere a queste problematiche? Io partirei un po' prima, per esempio se andiamo a vedere quello che succede in Germania, che pare sia la locomotiva d'Europa, l'orientamento scolastico è fatto in modo molto coerente
con 2 percorsi paralleli già nella scuola secondaria di primo grado o scuola media, o vai su un gymnasium oppure vai su una scuola che tutto sommato è una specie di scuola professionale, ovviamente con delle passerelle tra l'una e l'altra per permettere a chi del gymnasium non va tanto bene di ritornare nell'altra, ma permettendo anche ai più bravi della scuola, diciamo, professionalizzante di passare se in ottimi risultati dà. Noi usciamo dalla terza media, dove per quanto noi tentiamo insieme con le associazioni di categoria, insieme con le scuole superiori, di orientare i nostri ragazzi, e con la riforma, con tutti i licei che ci sono, perché sicuramente prima della riforma c'era un sacco di confusione, c'erano più indirizzi che non edifici, un altro po'. Però i ragazzi qualche volta scelgono la scuola vicino casa, perché ci vanno gli amici, perché l'ha frequentata il nonno, perché i genitori gli dicono ma sì che vai là che più mi piace di più, piuttosto che scegliere le loro personali inclinazioni. Dopo, se ci mettiamo anche i media, allora bastano 4 Masterchef e vanno tutti all'alberghiero anche se non c'è posto. Vogliono fare il cuoco. Perché vogliono fare il cuoco, e questo senza programmazione alcuna. A questo punto dopo ci si ritrova a raccogliere, cioè io penso sempre, andando a vedere un po' gli esempi passati, non so se sia molto noto o meno, ma Enzo Ferrari prima di aprire la Ferrari a Maranello ha fatto l'istituto tecnico professionale. A Udine c'è la tradizione aeronautica, è nata l'acrobazia, le frecce tricolori, ma c'è anche il Malignani a Udine, che è il primo istituto tecnico aeronautico d'Italia. Stessa cosa hanno fatto dalle parti di Varese, dove c'è la Ermacchi o qualcos'altro. Allora determinate realtà si costruiscono anche pensandoci. Prima il merito delle vittorie di Vettel e di Schumacher era anche dei meccanici che uscivano dall'istituto tecnico. A Padova ha fatto scuola per anni il Marconi, il Nata, il Bernardi per esempio adesso c'è quasi l'80% di ragazzi che trovano posto alla fine del quinquennio, e si è tra l'altro anche aperto alle ragazze, una volta vedere ragazze dentro Marconi o dentro al Bernardi è una cosa straordinaria. Ecco, se fosse consentita, diciamo, una forma di orientamento più cogente e ovviamente anche al passo con quello che ci viene fuori, probabilmente andrebbe meglio. L'altra cosa che credo, da un punto di vista, questa è una considerazione di tipo sociologico, che a me è capitato di andare in Germania qualche volta, di vedere che anche il controllore delle ferrovie dello Stato tedesche, che scende dall'equivalente delle nostre Frecce Rosse o qualcos'altro, ha la sua bella divisa impeccabile e si sente una specie di piccolo lord, anche se gli deve solo fare il biglietto, far salire eccetera. Noi abbiamo svilito tutta una serie di professioni che non consideriamo e che nessuno vuole andare a fare, certo, che poi di conseguenza i nostri giovani per cui non prendono in considerazione. Dopo in un paradosso sociale assoluto, dopodiché tutti i servizi alla persona, come possono essere babysitter o le badanti per gli anziani o qualcos'altro, andiamo a prendere persone che vengono da altre nazionalità, oppure non so, piccole riparazioni o quant'altro non sono più patrimonio degli italiani, ma sono patrimonio, cioè, vicino a casa mia sta riparando una casa, l'impresa è rumena. Certo, questo fa pensare. Certo. Professor Casen, per chiudere questo nostro spazio dedicato alla scuola e al rapporto col mondo del lavoro, anche quest'ultima osservazione del professor Zannoni. Bisogna dare dignità alla scuola, questo è importante, interessare le materie non devono calare dall'alto, ma devono coinvolgere i giovani. Quante volte abbiamo odiato Dante e invece ci sono stati dei insegnanti che ce l'hanno fatto voler bene. No? Ne parlava la volta scorsa con Ugo Foscolo, no? Qualcuno che diceva quanto mi ha rotto le scatole Ugo Foscolo, però evidentemente non l'hanno saputo apprezzare, perché non è l'allievo che apprezza il poeta, ma è l'insegnante che deve fare apprezzare il poeta, allora vivi una scuola completamente diversa. La riforma deve essere fondamentale. Abbiamo delle scolarci che sono vecchie e non sono aggiornate.
poi ci sia anche un momento di tecnologia, ma non tanto perché devono usare l'iPad o il computer, devono sapere qual è il linguaggio del computer. Questo non lo sanno, non lo sa nemmeno l'insegnante, quindi ci vogliono dei corsi di aggiornamento per far capire come gestire questo nuovo aggeggio che sarà, volenti o nolenti, sarà il sistema del futuro. C'è poco da fare, noi siamo in una fase intermedia tra la carta stampata e il computer, ma la prossima generazione saranno tutti i computer. Come gestirli? Questo è tutto da scoprire, non è che in questo momento riusciamo a sapere cosa sarà il futuro sarà quello che l'uomo si inventa con le nuove tecnologie e come riusciremo a trasferire queste esperienze ai giovani, che questa è la cosa più importante, e noi non lo sappiamo. Bene, ci fermiamo qui. Grazie a Massimo Pulin, imprenditore, presidente di Confapi Sanità Padova, grazie al professor Luigi Fabris, docente di statistica all'Università di Padova, grazie al professor Giovanni Zannoni, dirigente scolastico qui in provincia di Padova. Grazie, adesso un breve break pubblicitario, noi dopo ci ritroviamo e parleremo dunque della prima settimana di scuola, però riguardo le vaccinazioni obbligatorie. A tra poco.